E la PLA TDD nasce nel 2009, abbiamo iniziato forse un po' per gioco. Quando lavori con le mani a livello sia creativo che artigianale riesci a costruire, cioè riesci a fare tutto quello che si può fare con un pezzo di stoffa. Io sono una modellista e confezionista. Il mio ruolo all'interno dell'azienda è quello di realizzare i modelli in carta, sia per il su misura o sia per la linea home, per qualunque linea decidiamo in realtà di fare all'interno del laboratorio. Adesso abbiamo intrapreso altre strade che sono sempre ovviamente artigianali, ma con una vena artistica più marcata. Più che una necessità è stata una casualità, nel senso che abbiamo avuto modo di conoscere Laura Deiana, che è la proprietaria di un camping a Costa Rei, o come ci piace ormai definirlo glamping, che ci ha chiesto di lavorare con lei nella ristrutturazione a livello ovviamente di immagine del suo camping. Ci ha dato ovviamente un indirizzo artistico da seguire. Abbiamo poi creato quello che è poi lo styling dei vari bungalow che lei ha ristrutturato. Facendo questo lavoro abbiamo toccato tutte quelle che sono alla fine le priorità sia del mio lavoro che del lavoro di Antonella, quindi dalla ricerca creativa allo sviluppo, alla realizzazione poi appunto sia dei manufatti che anche dello stile stesso dei bungalow. Ci siamo accorte che in realtà è stato un lavoro che ci ha divertito, ci ha appassionato e che ci piacerebbe comunque portare avanti anche prossimamente. Non abbandoniamo comunque il discorso sartoria perché ovviamente ci piace anche quello, però a livello di soddisfazione sicuramente lavorare con alberghi o con strutture comunque che ti permettono di essere libera creativamente ovviamente dà molta più soddisfazione.